Eder. Mech. Pallister. Pablo Heriberto González Rivas, un uomo di 48 anni, ha confessato di aver ucciso la sua compagna, Joanna Natalie Quintanilla, e di averne occultato il cadavere. Durante un interrogatorio condotto dal giudice per le indagini preliminari, Anna Calabi, González Rivas ha ammesso l'omicidio, sostenendo che non fosse stato premeditato. Ha spiegato di essere stato colto dal panico dopo l'accaduto, motivo per cui ha deciso di nascondere il corpo della donna. Tuttavia, González Rivas non è stato in grado di fornire indicazioni precise sulla posizione del cadavere. Si è limitato a indicare un luogo vago lungo la strada per Cassano d'Adda. La scomparsa di Joanna Natalie Quintanilla, una donna di 40 anni originaria di El Salvador, era stata notata per la prima volta dalla sua datrice di lavoro. Quest'ultima si era preoccupata perché la donna, che lavorava come babysitter, non si era presentata al lavoro e non rispondeva al telefono. La datrice di lavoro aveva notato che, negli ultimi tempi, Joanna sembrava distratta e sbadata. La denuncia di scomparsa è stata ufficialmente presentata ai carabinieri il 31 gennaio dal compagno della donna. La comunità è rimasta sconvolta dalla notizia, e le forze dell'ordine sono attualmente impegnate nelle ricerche per ritrovare il corpo della vittima. Mario Molinari, un uomo di 52 anni, è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale dopo essere stato coinvolto in un tragico incidente che ha portato alla morte della sua ex fidanzata, Ilaria Mirabelli, di 39 anni. L'incidente è avvenuto il 25 agosto scorso nei pressi di Lorica, nel Parco Nazionale della Sila, lungo la statale 108 bis. Secondo le indagini condotte dai carabinieri, Molinari era alla guida dell'auto in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Durante l'incidente, l'auto si è ribaltata, provocando l'espulsione dell'occupante, Ilaria Mirabelli, che è morta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Le indagini, condotte dai militari di San Giovanni in Fiore con il supporto della sezione radiomobile della compagnia di Cosenza e del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza, hanno portato all'adozione del provvedimento restrittivo. Gli accertamenti si sono basati su analisi tecniche di tipo biologico effettuate dai RIS Carabinieri di Messina su tracce biomolecolari raccolte all'interno dell'auto, oltre a testimonianze e consulenze tecniche disposte dalla Procura della Repubblica di Cosenza. Una di queste consulenze ha escluso che Ilaria Mirabelli fosse alla guida, contrariamente a quanto sostenuto da Molinari. Nonostante le evidenze raccolte durante le indagini, Molinari ha sempre negato ogni responsabilità, dichiarando che fosse Ilaria Mirabelli a guidare la Volkswagen Up al momento dell'incidente. La vicenda ha suscitato grande attenzione a Cosenza, dove si sono tenute manifestazioni e sit-in promossi da diverse componenti della società civile, con appelli affinché venga fatta piena luce sul caso. Più chiaro di così, Sebastiano, secondo il suo solito modulo espressivo dichiara: "Ho le prove, come già, ho l'alibi perfetto", ed in effetti tutta la ridicola manfrina che ci ha propinato all'aspetto di un goffo e maldestro tentativo di precostituirsi una prova a futura memoria. Lui parte per soccorrere il figlio impantanato ed immotivatamente urlante, che avrebbe potuto tranquillamente chiamare un carro attrezzi invece che un padre anziano e privo di attrezzistica e preparazione specifica, e però si premura, come prima cosa, di fare una segnalazione che possa tracciare questa sua presenza a futura memoria. Dopodiché risolve magicamente il problema e però nuovamente si premura soprattutto di ripetere la segnalazione sempre a futura memoria. Sa proprio di una prova, come lui stesso la definisce, ma artefatta. Gli amici da lui chiamati, fra cui c'erano anche i vicini di casa, contattati dagli intervistatori, rispondono di essere rimasti allibiti. La richiesta assurda di una corda, l'intervento richiesto a persone che vivevano lontanissimo dal sito del catastrofico incidente aveva forse uno scopo preciso, quello di garantirgli che nessuno di questi gli chiedesse di accompagnarlo, di aiutarlo, insomma chiamare gente lontana per garantirsi di non avere nessuno tra le scatole, insomma una tipica sebastianata furba.
La giustificazione che ora si dà a Pier Giorgio è che non ha chiamato il carattrezzi perché era ubriaco e allora avrebbe rischiato l'alcol test, per cui chiama il padre. Questa giustificazione non sta in piedi perché la macchina di Pier Giorgio, per come viene descritta da Sebastiano, ostruisce totalmente la carreggiata. Allora chiamare il padre significa restare in quella posizione per almeno un'ora, il che significa che potrà tranquillamente passare non solo una macchina che risale il lago e resterà bloccata, ma soprattutto una pattuglia della polizia o dei carabinieri, e a quel punto quella chiederà spiegazioni e di sì che saranno guai. E invece chiunque, e lui che si trovava a pochissima distanza, circa 2-3 minuti, sarebbe arrivato e avrebbe risolto il problema senza dover aspettare Sebastiano. Avesse avuto fretta di togliere quella macchina da quella posizione, se davvero non fosse accaduto nulla di che, avrebbe chiamato l'amico o cugino Dario Visintin, con cui tra l'altro la famiglia Visintin si era sentita quel giorno più volte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.